Noi in Veneto abbiamo un problema che si chiama Vallastico, che si chiama Pedemontana, che si chiama Valsugana. Ti do 3 problemi che colpiscono notevolmente quello che noi rappresentiamo, quindi la provincia di Vicenza. Quindi abbiamo una Pedemontana che nasce già vecchia, non sappiamo se avrà finita o no, perché non si è pensato di creare magari anche una metropolitana a cielo aperto per collegare, proprio per evitare la percorrenza su gomma. Abbiamo una Vallastico che non si sa dopo 40 anni cosa succede, e abbiamo una Valsugana che se non viene fatta dobbiamo dare 20 milioni di euro alla Mantovana. Ecco, dietro tutto questo preambolo sentivo prima che parlavi di questi fenomenali progetti di strade, di punti di incrocio, la cosiddetta via della seta. Ecco, come vi posizioni, come vi posizionate anche nel contesto domani, se si riuscirà, cambiando il problema culturale del nostro paese, arrivare a tutto questo? Beh, innanzitutto, grazie. Innanzitutto faccio presente una cosa. Non è vero che c'è una reazione, come dire, del tessuto sociale. Vi faccio l'esempio della Svizzera. In Svizzera hanno fatto il più grande tunnel sotterraneo del mondo, il tunnel del Gottardo, lungo 58 km, è trovato tranquillamente, perché è progettato bene, perché è razionale, perché non impattante, non distruttivo, l'approvazione della popolazione. Quindi quello è un falso problema, tanto per dire. Viene usato dai politici per come dire, obiettivi a breve termine, per cavalcare delle facili forme di protesta. Quello che manca magari è invece una capacità progettuale alla base che possa permettere di risolvere e di far proprie queste sfide. È evidente che noi nella nostra visione vediamo l'asset fondamentale del Veneto, la sua capacità di diventare, appunto, come dicevo all'inizio, un hub globale. Questa è la nostra vocazione, ma non lo diciamo noi, lo dice la nostra storia. Il Veneto nella propria storia ha saputo interpretare al meglio questa funzione, e questa funzione gli ha garantito 1100 anni di indipendenza, per esempio statuale, e 3000 anni di storia assolutamente straordinaria. Oggi è chiaro che noi dobbiamo riappropriarci di questa visione, di questa capacità strategica. Sui parli di cose strategiche, perché si parla di grandi opere quando dici grandi opere, ormai nel sentire comune c'è magna e ruberie, mediamente questo è il sentimento. Gliene cito 2 che riguardano il Veneto, Mose e Tava. Certo, Mose e Tava, se fossero state, giusto per agganciarmi alla mia premessa, fatte in Svizzera, non sarebbero mai realizzate, perché è chiaro che nella nostra visione del futuro esiste anche la disponibilità della popolazione di strumenti di democrazia diretta che possono intervenire a tagliare le linee politici direttamente. E questo permette alla Svizzera di assolvere la propria vocazione anche logistica e strategica senza avere i problemi del Mose o della Tava o di altre cose di questo genere. Nel nostro caso questa non deve assolutamente diventare una scusa per non fare quelle cose che sono necessarie per noi. Se il Veneto è la cerniera tra... Quali di quelli che diceva? Beh, tutte quelle strade, sicuramente dal mio punto di vista l'intuizione della capacità di arrivare in Baviera c'è, noi dobbiamo arrivare in Baviera, e se chiudiamo il triangolo con il Brennero da una parte e la capacità di creare comunque una tratta Venezia-Monaco, per me è fondamentale dal punto di vista logistico, così come diventa fondamentale creare una rete fluviale che ci possa permettere, e guardate che veramente con pochissimo la si realizza, di unire la Svizzera, la Lombardia e il Veneto. Questo è un asset, per esempio, che nessuno ha intuito, noi l'abbiamo disegnato e noi lo realizzeremo. Questo. La capacità quindi di sapere individuare questi potenziali collegamenti e di attuarli. Assolutamente per noi è fondamentale che il Veneto si doti di questi collegamenti strategici, così come è fondamentale che li sappia realizzare nel rispetto di un altro asset che ha, che è comunque il patrimonio che abbiamo ambientale e turistico, che non deve essere distrutto perché hai una incapacità progettuale, una mancanza di visione che ti possa
impedire, come è stato esemplificato dalla classe amministrativa politica uscente di fatto, perché io contesto il fatto che comunque ci sia una discontinuità nella gestione di queste cose. Quando tu hai aggiunto un assessore che è preso a piede mani nella questione del Mose, voglio dire che come minimo hai fatto una scelta incauta. È del tutto evidente che non basta dire che tu tu sei fuori, però cavolo, il tuo braccio destro, il responsabile dei trasporti della regione, c'è dentro fino al collo e questa cosa, questo non possiamo negarlo, o stiamo dicendo qualcosa di non vero? Domanda: era o non era assessore fino a che è stato scoperto con le mani nella marmellata della giunta uscente? Chi so? O no? O era assessore di un'altra legislatura? Anche di un'altra legislatura. Anche, ma non era, questo non dica che lo fosse anche nella presente, insomma, voglio dire. E allora è chiaro Occhio lo vede, portafoglio lo serve. è chiaro ed evidente che dal nostro punto di vista c'è l'assoluta consapevolezza che il Veneto deve darsi un'infrastruttura degna di questo nome, un'infrastruttura che sia all'altezza del ruolo che dobbiamo svolgere nel prossimo futuro. Io ripeto che non vi invito se ci sono domande. Prima l'amico di Landini, che dicono per il Presidente proprio sono legatissimi. Paolo Rizzato, Presidente Meccanici. La domanda che le pongo è: quanto è importante un discorso di indipendenza piuttosto che di forte autonomia? E all'interno di questo, indipendenza e autonomia, che ruolo può avere l'ENO? Allora, innanzitutto bisogna parlare di cose realistiche e capire che di autonomia oggi si riempiono tutti la bocca per un motivo semplice: è impossibile da realizzare. Quindi se tu hai una cosa che è impossibile da realizzare, per un politico italiano è il massimo, perché puoi sbandierarlo all'infinito, che nessuno se ciò mi volevo, ma perché dico che è impossibile da realizzare? Sono due, è semplicissimo, e guardate che è una questione logica. Numero uno, autonomia significa soldi, autonomia finanziaria. E dove tira fuori lo Stato italiano 20 miliardi di euro all'anno per darci l'autonomia fiscale? Domanda. Che hanno identificato come il tesoretto straordinario, quello virtuale di 1,6 miliardi che si è scoperto non esiste. Ma stiamo parlando di cosa? Di Disneyland, di Bugs Bunny o di realtà? Nella realtà lo Stato italiano non ha un quattrino per garantire al Veneto quei 20 miliardi di autonomia fiscale di cui ci deruba notte tempo, di soldi nostri. Quindi, da un punto di vista finanziario non hai i soldi. Andiamo a vedere almeno dal punto di vista politico, che dice: senti, mi indebito, ancora qui non so chi che darmi skate, però mi indebito pure da darti skate per robo. E andiamo a vedere dal punto di vista politico. Esiste una maggioranza politica veneta del Parlamento italiano? Oppure esiste un 8%? E allora, tutti questi politici veneti che vengono a dire vogliono autonomia, mi devono spiegare con l'8%, poniamo che sono tutti d'accordo, no? Tutti prendono il 100% dei voti, no? E anche di quelli che oggi non vanno a votare perché dicono no, è vero, autonomia, diamogli fiducia. Mettono assieme, prendendo il 100% dei voti, l'8% dei voti in Parlamento. Dove vanno? E devono convincere quelli che con i nostri soldi finanziano il sottosviluppo, che gli permette di garantirsi il voto di scambio, che gli permette di gestire il potere, di tagliarsi, come dire, i propri patrimoni garantiti dal frutto delle nostre risorse. Ma di cosa stiamo parlando? Di follia? E non vi sto parlando di riforma costituzionale, facciamo finta che il governo Renzi non abbia detto che vuole riformare il titolo quinto, che quindi impedisce anche un ottenimento di un'autonomia attraverso l'articolo 116 della Costituzione. Facciamo finta che non l'abbia detto, ma l'ha detto. Perché se per caso
ci rendiamo conto che lo Stato italiano sta andando verso una forma di ipercentralismo, tagliando anche quelle facoltà che l'articolo 116 della Costituzione garantisce attraverso la riforma del titolo quinto, come ha promesso, ed è una delle sue riforme, allora in quel caso la maggioranza non è del 50% che serve in Parlamento, ma è del 66%. Quindi l'8% di forza parlamentare in questa ipotetica scenario favorevole agli autonomisti riuscirebbe per qualche motivo a fare attuare una riforma che nella migliore ipotesi ha il 50% e in quella più realistica il 66% da raggiungere. Ma chi la vogliono raccontare? Invece, se noi facciamo tranquillamente quello che per esempio dicevo prima ha fatto il Montenegro, che per inciso quando ha ottenuto l'indipendenza aveva il PIL di Bassano del Grappa, con 300.000 abitanti, oggi magari ci troveremo ad essere come sono loro, la tigre del Mediterraneo, con 9% di pressione fiscale e avendo salito nel frattempo in questi 9 anni tantissimi scalini nella scala della competitività mondiale e del progresso di quel paese, ad essere pienamente fautori della capacità e delle potenzialità che il Veneto ha, nonostante il furto che subiamo. Io vi voglio fare una domanda: ma secondo voi perché un anno fa, io che non sono nessuno, veramente nessuno, sì, sono un piccolo imprenditore come voi, ma non ho alle spalle nessuno, sono l'ultimo dei veneti, perché sono riuscito a portare qui in Veneto Al Jazeera, CNN, BBC, Financial Times? Non riusciamo a fare la rassegna stampa delle testate internazionali che sono venuti a vedere cosa avevamo organizzato. Perché? Ve lo spiego. È semplicissimo, è banale. Perché sì, per la prima volta qualcuno si è alzato in piedi nell'era moderna, contemporanea, e ha detto: ehi là, io rappresento Venezia al mondo. I politici attuali hanno un gravissimo difetto, purtroppo, ed è più grande di loro. Sono magari anche i più bravi, quelli che vedi, no, vedete, il più amato, il più popolare, i più bravi, prendiamo, no? I numeri uno, i fuori classe, i viceré. Qualcuno ha detto è il viceré. Prendiamoli. Per cosa sono stati formati e allenati? Cosa sono stati formati e allenati a fare qui a Venezia, nel Veneto? Semplice. Sono stati allenati a giocare un campionato in Serie B, mentre la Serie A si gioca a Roma. Anche, basta vedere gli stessi politici veneti che sono presenti nelle amministrazioni locali e quelli che sono presenti in Parlamento. Quelli in Parlamento sono quelli che giocano alla Serie A, quelli locali giocano la Serie B, la Serie C, l'interregionale. Nella mia, ovviamente, limitatezza, io sono stato il primo che ha capito che in Veneto si gioca la Coppa del Mondo. E quando ho detto, ok, siamo qua e ci giochiamo la Champions League, la Coppa del Mondo, il mondo è venuto. Perché Venezia è una capitale del mondo, non è un capoluogo di Serie B. Scusi, Venezia, per chi fa il tifo? Venezia? Per chi fa il tifo? Venezia. Sì, ma si vota anche a Venezia. Ah, io per chi faccio il tifo? Credo che in questo momento sia un po' difficile, diciamo, ho una simpatia personale, una conoscenza con Bellati. Non conosco nel dettaglio il suo programma e credo comunque che non ci sia un profilo adeguato a una capitale del mondo ancora. Presidente. Volevo tornare un attimino sul tema del finanziamento di imprese, perché lei prima ha parlato di private equity, di sistemi che tra l'altro conosco anche abbastanza, però il mondo dell'impresa veneta è ancora, dal mio punto di vista, un po' lontano da quel tipo di approccio, e il tema però è anche un tantino anche dal mio punto di vista diverso. Oggi in provincia di Vicenza, per
abbastanza certi che abbiamo un 40% delle imprese che hanno già, diciamo, superato la crisi e oggi non utilizzano più il sistema bancario, perché le imprese di successo oggi non utilizzano il sistema bancario nemmeno la licenza. Però abbiamo ancora un 60% che non ha superato la china, e di questo 60% se è vero che ci sarà una piccola fetta che non avrà un futuro, però c'è ancora una grande fetta di quel 60% che ce la potrebbe fare ed è in difficoltà perché di fatto è normalmente sottocapitalizzato e non riesce in questa fase a trovare nel sistema di finanziamento locale quel tipo di risorse, perché è vero i private equity come Minibond e quant'altro agiscono in imprese in ripresa, cioè loro lavorano sullo sviluppo delle imprese, ma non lavorano sul consolidamento e sul recupero di quelle imprese che sono in difficoltà, diciamo, semplicemente per un problema. Allora, in realtà, diciamo, qui da noi non si pone questo problema perché non esistono fondi venture capital veri e propri come possono esistere negli Stati Uniti d'America, non lo dico io, lo dice il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale Andrea Montanino quando ad ottobre scorso ha presentato il country report dell'Italia a Roma e ha esemplificato con i dati di cui dispone che il sistema del private equity e del venture capital negli Stati Uniti d'America è 9 volte superiore rispetto all'Europa e non parliamo nemmeno dell'Italia perché è categorie di cui facciamo fuori categoria ma non in alto, in basso. E il problema è semplice e la sottocapitalizzazione delle imprese non la puoi risolvere con un finanziamento. La sottocapitalizzazione delle imprese la puoi risolvere con un apporto di capitale. Ed è per questo che a me interessa l'intervento eventualmente della Regione Veneto. Allora, è dimostrato tecnicamente. Per farsi rispondere, è dimostrato. Per farsi rispondere deve dire l'interesse della posizione dello Stato Veneto, finché parla di legge. No, non è qualcosa che differenzia. Usiamo il termine Veneto sicuro. No, esatto, stavo andando lì. È dimostrato, non lo dico io, ma lo dice l'Associazione Europea di Venture Capital, dai dati, che i sistemi di conferimento di capitale di rischio attraverso fondi specializzati di carattere pubblico e fondi specializzati di carattere privato non sono nemmeno paragonabili. I secondi, quelli privati, vivono su tutta la rete. Per cui in realtà il problema di fondi di apporto di capitale di rischio o di altre forme similari di apporto di denaro fresco nelle aziende attraverso sistemi di capitali a base pubblica, sviluppo, insomma, per tradurlo, sono più lenti, caratterizzati da minore capacità di fasto nei fatti, di analisi del business, di accompagnamento del business e di tutti quei difetti che la burocrazia purtroppo in Italia ha saputo far propri a fronte magari di altre burocrazie europee o altri ambiti in cui questa cosa è avvenuta. Lo si vede anche non solo in merito sviluppo nell'apporto di questi capitali ma anche nell'utilizzo di fondi europei. Bravissimi tutti a parlare del fondo europeo, invece scusate se ho a parlare, ci sono candidati che parlano di attingeremo le risorse europee attraverso Horizon 2020 o cavolate di questo genere. Sì, non è solo competenza progettuale. Siete mai andati a vedere la capacità tecnica di Veneto Sviluppo di simili ambiti di gestire la progettualità europea? L'avete mai esplorata? Sì, in alcuni casi limitati ti accompagnano perché tu hai saputo individuare il consulente o lo studio europeo spesso, qua sicuramente non sono così qualificati, che ti ha accompagnato in questo percorso come imprenditore. Ma sei tu imprenditore che ti sei elevato al di sopra del sistema pubblico, che in questo caso non sa assolvere la propria funzione. È un problema culturale, economico-finanziario. In Veneto, in Italia, non c'è uno sviluppo culturale, economico-finanziario che
così evoluto da permetterci di capire le dinamiche attraverso cui funzionano l'apporto di questi dei capitali di rischio e l'erogazione di questi flussi finanziari, sia attraverso il pubblico, che come abbiamo detto prima comunque è ontologicamente meno efficiente rispetto al privato, sia attraverso le forme di apporto di capitale privato, perché proprio non ci sono. Quindi stiamo parlando di nulla. Il dramma è che se io mi confronto su questi temi con i miei colleghi candidati presidente del Veneto, non so neanche a che parte iniziare, perché non sanno neanche di quale lingua stiamo parlando. Vedi che io ho un'abitudine durante questi incontri che mi capita abbastanza sovente di moderare, di fare poi dei miei sondaggi in diretta, condividendo magari una foto, l'ho fatto nel primo caso, sui miei vari profili Facebook, perché mi interessa vedere in tempo reale, magari non dicendolo prima che ci sono, qual è la reazione sui social. E devo dire che facendo un confronto tra questo incontro ed altri che ho visto, che ho moderato in tempi, in queste giornate, sto notando, la cosa che mi incuriosisce, un certo quadro numero di condivisioni o di commenti che mi arrivano superiori agli altri. Mi sta incuriosendo proprio perché mi è dato che 25 milioni di italiani utilizzano Facebook, 20 milioni lo utilizzano quotidianamente, e quindi è un sistema abbastanza semplice attraverso i 25.000 contatti che ho sui vari profili di verificare poi quanto un incontro interessi o meno. Allora in questo senso però mi sembra giusto, dopo aver parlato di Gianluca Busato, specificare anche il ruolo politico da un sondaggio telematico di cui avete sentito parlare anche nelle polemiche, a questo passaggio politico per candidarsi presidente della Regione Veneto, con quale sigla, con quale simbolo e con quale cifra auspicata poi nella percentuale. Beh, allora facciamo un background. Ovviamente la lista elettorale che appoggia la mia candidatura alle prossime elezioni regionali è Veneto Sì. Veneto Sì nasce per trasformazione del Comitato per il Sì all'indipendenza del Veneto, che nello scorso 16-21 maggio 2014 ha, come dire, battuto il Comitato per il No con un 89,10% di favorevoli contro i rotti che arrivano, che servono ad arrivare al 100%. E fin dal giorno dopo la proclamazione dei risultati a Treviso del 21 maggio 2014, come anche presidente, organizzatore e direttore del referendum di indipendenza del Veneto, ho ravvisato la necessità di assicurare al Veneto comunque anche una classe dirigente che lo possa accompagnare nell'esercizio, nel pieno esercizio della propria indipendenza. È del tutto evidente che c'è una carenza culturale. Purtroppo questo è un grave dramma che rappresenta la nostra terra e c'è una carenza di cultura politica, c'è una carenza di cultura economico-finanziaria, c'è una carenza progettuale, c'è un'assoluta prevalenza di carrierismo, di opportunismo politico che ha ridotto il nostro panorama in questo ambito. Quindi Veneto Sì nasce come lista politica per sostenere la mia candidatura. Il simbolo ovviamente a supporto della mia candidatura è dato dal logo di plebiscito.eu, accompagnando il mio nome, Gianluca Busato, ad identificarmi come candidato a presidente del Veneto. Noi partiamo da una base impressionante. Il consenso politico realizzato dal referendum di indipendenza del Veneto è il consenso politico più alto mai registrato nella storia del Veneto. L'indipendenza del Veneto è un conto, poi interessare una sua persona o un altro. Assolutamente sì, però è altrettanto chiaro che in un qualche modo questo è la base concettuale da cui parte poi una base politico-amministrativa che trae fonte da una
Forza, che comunque è una... Lei sta con il convertente, quindi l'importante è partecipare oppure corre per vincere? Ah, no, io corro per vincere, questo ve lo spiego anche con 2 passaggi. Il primo passaggio è dato dal fatto che io per esempio non ho una candidatura di paracadute italiano nelle liste provinciali, quindi o vinco o arrivo secondo, altrimenti non c'è la mia presenza in consiglio regionale, perché non è quello il mio interesse. L'altro passaggio fondamentale è dato dalla tecnica di comunicazione che stiamo adottando. Come vedete noi non appariamo in un momento storicamente inedito, in cui per televisione su Rai 1, la 7, Canale 5, ogni sera vedete un candidato, 2 candidati, 3 candidati governatori del Veneto, fra poco leggeranno le previsioni del tempo e le estrazioni del lotto, e domandatevi perché questo avviene. Io sono Veneto mai presente come adesso, onestamente. Veneto mai presente come adesso. Veneto mai presente come adesso. Più presente di Liguria e Toscana, sicuramente, o di Puglia della Puglia. Una roba impressionante. La Rai è diventata Rai Veneto, io invece sono totalmente assente sia dalle TV italiane sia dalle TV locali, io parlo per me, e sia dalle TV locali. E questa è una scelta comunque anche, e così come una scelta di attuare una campagna elettorale assolutamente inedita. Noi abbiamo un asset, abbiamo un patrimonio che ci siamo costruiti con tanta fatica. Abbiamo il più grande database politico che sia mai stato costruito in Veneto. E quindi cosa faremo? Faremo una campagna elettorale americana. Andremo a parlare direttamente alla popolazione senza intermediari. Li raggiungeremo con tecniche innovative, ovviamente. Io sono imprenditore, la mia specializzazione è comunicazione digitale, ovviamente, e quindi attueremo queste tecniche, telefono, web, quello che sarà, per arrivare ad ogni Veneto, con la nostra proposta. Noi abbiamo già alcuni campionamenti, abbiamo iniziato questa attività e stanno uscendo dei dati che sono strepitosi. Il primo campione di 1500 telefonate abbiamo ravvisato una disponibilità, stiamo spingendo ovviamente alla firma delle nostre liste, una disponibilità favorevole del 71-72% sul campione che ci siamo creati. E questo infatti ci sta permettendo di andare a raccogliere le firme presso i comuni, quindi con fatica, perché le persone devono andare in comune e firmare, differentemente come fanno i partiti che vanno casa per casa e poi passa il certificatore in professione a siglare la certifica, oppure addirittura, secondo la classica legge truffa elettorale, c'è chi non raccoglie proprio le firme perché si è autoesentato. Bella democrazia, no? Si riferisce a una leggina fatta in consiglio regionale, per cui non serve più essere eletti con un simbolo, che francamente è il minimo della democrazia, per cui sei eletto con il partito del carciofo, dovevi ricandidarti con il partito del carciofo, adesso il partito del carciofo si trasforma nel comitato della carota, il club della banana, e questo è sufficiente perché carota e banana possono presentarsi alle elezioni senza raccogliere firme. È giusto il mio parere? Assolutamente sì, e questo tra l'altro, come dire, io comunque ringrazio la classe politica attuale perché ci ha stimolato a fare un salto di qualità e a raggiungere un grado evolutivo superiore anche nella tecnica di comunicazione politica. E questo noi faremo, per cui... Faccio il pessimista, ma proprio il disfattista, la percentuale di si aspetta, proprio a fare tapazzi. Ma non lo so, allora diciamo che una percentuale sotto il 10% ci lascerebbe insoddisfatti. Perché voglio essere altrettanto cattivo, visto che fate i sondaggi, proprio domani diceva Bassano a Bindustria l'ospite Alessio Morosini di Indipendenza Veneto, lì che percentuale vede lei? Ma loro vanno fisiologicamente all'1,5%. Lo so perché lo vedo in Indipendenza Veneta e quindi soffrono perché non sommare questi voti? Perché hanno un altro progetto politico, loro credono che lo Stato italiano gli consenta di fare un referendum per l'indipendenza. Noi sappiamo già che questo non è possibile, e però sappiamo anche che lo Stato italiano non può impedire ai veneti di esprimere l'opinione che hanno già espresso.
Alessandro Moretti verrà invece qui il 28 e dirà loro sanno già che vi raccontano la parola dell'orso, l'unica strada percorribile è quella di chiedere un'autonomia, tanto è vero che sarà appoggiata anche da una lista autonomista. Beh, ho già risposto prima, non serve ripetersi, è la bandiera di chi non ha obiettivi e quindi è facile svetolarsi perché non può essere. Discorso di insediamento invece di Matteo Salvini quando diventò segretario della Lega Nord e nel discorso che fece, perché se lo ricorda? Il discorso Di insediamento di Matteo Salvini come segretario federale della Lega Nord. Disse io sarò al fianco dei Veneti per che abbiano l'indipendenza. Beh, io ho avuto l'occasione di confrontarmi televisivamente con lui e ho detto che non è più interessato all'indipendenza perché ci sono i capannoni che chiudono e quindi ravvisa come progetto quello di salvare tutta l'Italia perché non vede la possibilità di un'indipendenza del Veneto. L'ha detto in confronto a me su Rai 3. Da parte mia l'ultima cosa, per meno che non ci siano altre domande, credo che sia doveroso fare un commento rispetto alle tragedie del mare che ci sono in questo momento. Ci sono tante persone che muoiono, quindi che vorrebbero arrivare per poi attraversare la Campania, la Lombardia, il Veneto, probabilmente non rimanere né in Italia né al di sotto delle Alpi, andare verso la Germania, però sicuramente insomma ci si chiama Veneto, Italia, Croazia, Slovenia, Germania, Francia, questo è un problema che va affrontato. La Francia prima ha detto chissà che non sia solo parole, non lasceremo l'Italia da sola, perché sicuramente credo che questo prescinde dal fatto di avere una bandiera con il leone e il tricolore valso. Allora è chiaro, io l'ho scritto oggi, tra l'altro in un comunicato, tanto è un dramma, quindi di fronte al dramma ovviamente c'è la compartecipazione umana perché insomma, migliaia di persone che muoiono in acqua a causa di un traffico criminale, qualcosa che tocca e di fronte al quale c'è solo il silenzio. Per quanto riguarda la soluzione del problema è chiaro che Venezia non è mai stata assente dal Mediterraneo e la presenza di una Venezia di un Veneto indipendente ha sempre assicurato un Mediterraneo che fosse sicuro. È chiaro quindi che con un Veneto indipendente la febbre mediterranea troverà la medicina più adeguata all'acqua per cura. Avendo ringraziato allora per questo appuntamento invitandomi a invitare. Posso chiedere solo una cosa? La sensazione di questa campagna elettorale? Allora, io l'ho detta così qualche giorno fa, è chiaro che c'è un fenomeno, se la stragrande maggioranza dei veneti vuole l'indipendenza del Veneto, questo è un fatto politico. Se contemporaneamente tu ti trovi per bocca del Corriere della Sera il fatto che hanno detto una cosa è certa, in questa campagna elettorale non si parlerà di indipendenza, vuol dire che c'è un problema. Cioè tu hai la popolazione che vuole l'indipendenza e hai i politici che vanno in televisione che tutto possono parlare fuorché l'indipendenza. Quindi c'è un problema, è l'indipendenza del Veneto. Se c'è un problema serve una soluzione, la soluzione siamo noi. La domanda è se è una bella campagna elettorale, se è una brutta campagna elettorale, se è una campagna elettorale di contenuti, se è una campagna elettorale. Allora io ho una difficoltà oggettiva. Credo che sia questo il senso. Ho una difficoltà oggettiva. Faccio fatica a dialogare con gli altri candidati perché trovo che non ci sia una visione strategica e per molti versi non c'è una competenza. Non c'è una competenza gestionale, non c'è una competenza amministrativa, non c'è una competenza economico-finanziaria e non hanno la minima idea di cosa succederà in Veneto. La domanda è un'altra. Com'è questa campagna elettorale? La giudichi del giornalista, non la guarda da fuori, non da se stesso, cioè come sta giudicando? Di contenuti, di insulti, allora, io parlo di fumo, di arrosto, no, la sua, quella che sta vedendo perché riguarda tutti i veneti complessivamente. Guarda, devo parlare di due cose, della mia campagna elettorale perché la trovo profondamente diversa da questa. Da spiegare. E l'altra campagna elettorale sinceramente non è che mi appassioni perché la trovo qualcosa, un teatrino, come dicevo prima, in cui il prezzo di ingresso è un po' carente. Con o senza contenuti? Assolutamente priva, non c'è un contenuto, cosa c'è? Si offendono, si dicono io sono più bravo, tu sei più brava, io faccio questo, io faccio
quello, parlano di briciole, ripeto, noi parliamo di un Veneto che ha 200 miliardi di euro in 5 anni lì. Questi qui mi parlano di briciole, io fuori 1 milione, 2 milioni perché taglio questo, taglio quello, taglio stato, taglio i cuci sul nulla. Hanno un approccio che è assolutamente non dialettico ma di scontro. Io non ho visto contenuti sinceramente. Allora parliamo di sanità, no? Parliamo di sanità che è la prima voce di bilancio della Regione Veneto, ma è evidente che noi parliamo di io l'ho chiamato governo Renzi-Zaia, nel senso che cambia di poco. Noi parliamo di uno scenario in cui c'è una percentuale del PIL di investimenti sulla sanità, sul PIL del 6,6%. Noi proponiamo tranquillamente, senza nessuna magia finanziaria, un 7,4% con queste risorse. Cioè, stiamo parlando di cose completamente diverse. Quindi la campagna elettorale a cui assisto io è povera di contenuti, un po' triste nello stile, sicuramente inedito, grande visibilità, perché li vedi ogni sera. Ma perché? Perché? Il motivo è semplice, c'è la sfida dell'indipendenza del Veneto. È chiaro che questo è un fatto nuovo nella politica. Voi ricorderete un anno fa, quando la TV non poté ignorare quello che è successo in Veneto, sulla forza, sull'onda della forza comunicativa globale che abbiamo saputo muovere, e per un mese abbiamo messo in tilt il sistema politico, anche il sistema comunicativo. E allora mi chiamavano di qua, mi chiamavano di là, è chiaro che dopo dovevano chiudere i microfoni perché ti chiamava come si chiama quella che adesso non ha più la trasmissione del TG5 la domenica pomeriggio, bravo. È chiaro che ti devono chiudere il microfono quando vedi che poi la popolarità sul web di quello che stai dicendo è enorme. E lo stesso domenica io sono stato da Giletti e quando cominci a... Giletti, però ho fatto stare che ti chiude il microfono. Ti chiude il microfono, è evidente quindi che... il cuore batte. Sì, allora non è il dominio pubblico, diciamo. E quindi questo è un po' il concetto. L'ultima cosa, dicevi prima che punti alla presidenza, no, non punti alla presidenza, ma comunque il 10% sotto lo deluderebbe. Allora, se è sotto il 10% lo consideri un problema culturale del popolo veneto? No, o un problema politico, e perché? No, c'è solo un problema di tecnica. Allora, io ho i dati, io sono l'unico che sa, con la base statistica e database politico che ho, sono l'unico che sa, perché comunque mi faccio i miei sondaggi e ovviamente non li pubblico, cosa pensa il Veneto. Quello che ovviamente non so è la nostra capacità organizzativa di tecnica politica, di tecnica di comunicazione politica in base alle poche risorse di cui disponiamo. Se noi avessimo il budget che hanno i miei competitor, vi dico, prendiamo il 60-70% camminando. Con il budget di cui disponiamo e che se voi mi aiutate ad aumentare, so che è un po' più difficile perché devo andare veramente a centellinare, come fa il chirurgo, il mio intervento. Io so dove devo andare, lo faccio con un piano strutturato di comunicazione, qualcosa che ovviamente non posso neanche rivelare perché è altamente strategico, e quindi so che in mezzo ci sono delle efficienze. Parlo da ingegnere, se la mia efficienza è massima io raggiungo il risultato massimo, se la mia efficienza è intermedia, come sarà, io raggiungo un risultato che sarà alto ma non sarà tra il massimo e il minimo. A seconda della capacità tecnica di attuare questa strategia di comunicazione politica, io mi inserirò nella forbice in mezzo. Noi molto spesso con questi sondaggi, anche tra le nostre categorie a livello nazionale, a livello provinciale, ci troviamo che con i numeri siamo dei generali. Quando ci giriamo, quei numeri mancano i soldati. Quindi, questi sondaggi, questi dati che possono dare dei risultati importanti, se dopo non raggiungiamo un risultato reale, come dicevi prima, all'interno della scatola nera uno deve decidere qual è il destino
del suo paese, della sua regione e dei suoi figli a questo punto, perché aggiungerei anche questo argomento. Perché un popolo, cioè uno Stato che ha il 45% di disoccupazione giovanile vuol dire che clinicamente è morto. Ok? Quindi se tutto questo ti porta a sentirti un cavallo da corsa e dopo ti trovi da solo nel recinto, qual è il progetto futuro? Beh, oddio, è uno scenario che non riesco ancora a vedere. Ragioniamo, comunque io rapporto sempre le sfide, ragioniamo per assurdo. So che sarà frutto, ripeto, di una capacità strategica di comunicazione che io metterò in atto con le poche risorse che abbiamo. È evidente che farò le mie considerazioni sulla base di quelli che saranno i risultati e saprò dove puntare, come puntare e quali, diciamo, e dove andare a attingere anche magari le risorse per poter alzare questa cosa. Però sono anche un'altra cosa, attenzione, non abbiamo un secondo 2015. Se il 2025 sarà l'anno in cui qua passeranno le tratte di comunicazione intercontinentali, le decisioni strategiche che dobbiamo prendere oggi, non abbiamo un domani. Per cui l'invito è a tutti di aiutarci, di aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Guardate che non è che stiamo parlando di cose così aleatorie, stiamo parlando di decisioni importanti che riguardano la nostra vita. Un paese che ha questi diciamo numeri, questi indici, è anche un paese in cui i nostri giovani hanno un'unica speranza. Provate a chiedere a un ragazzo che si sta laureando, no, ma varia, ti dice Sydney, Londra, Berlino, Amsterdam, New York, non per viaggiare, no, per scappare, per emigrare. Noi adesso possiamo far scegliere a questi ragazzi se emigrare a Sydney, Londra, Amsterdam, New York, oppure farli emigrare nel Veneto indipendente. Basta, noi fare questa scelta. Loro sicuramente oggi risentono di quello che è il più grande crimine. Prima parlare di sicurezza, dobbiamo parlare della sicurezza collegata ai crimini. Il più grande crimine che viene fatto non è il frutto dei nostri soldi. Io vi dicevo prima in questa allegoria, di notte vengono dopo averci addormentati con la TV e i giornali, di notte vengono a derubarci per l'80% del frutto del nostro lavoro. Guardate che non è questo il frutto più grave, è il crimine più grave. Il frutto imperdonabile, il crimine imperdonabile che fa questa classe di parassiti e di incapaci è il tentativo di soffocare i nostri sogni, è il tentativo di rubarci la speranza. E siccome non esiste donna, non esiste uomo che vive senza sogno, senza speranza, lo sostituiscono con l'incubo di restare sotto l'Italia, sotto i macelli. Invece noi crediamo che esistano i sogni, ovvero esistano i progetti concreti che si possono realizzare grazie a una visione, una capacità progettuale e attuativa. Noi questo stiamo facendo. Siamo convinti che i veneti in questo senso capiranno questo messaggio, usciranno dalla loro depressione in funzione della nostra capacità di fargli arrivare il nostro messaggio. Aiutateci a fargli arrivare il nostro messaggio. Ma secondo lei per quanto tempo si chiamerà ancora Italia se va avanti così? Ma Italia è un nome geografico che nasce... O Italia New, perché... ma il problema non è il nome Italia. Io dico sempre, il più grande successo, i più grandi livelli, straordinari, ineguagliati per molti aspetti, che ha raggiunto l'Italia. Li ha raggiunti quando non esisteva lo Stato italiano, parlo del Rinascimento. Li ha raggiunti quando c'era Venezia, quando c'era Firenze e quando c'era Roma. Se voi andate alla National Gallery a Londra, entrate nella mostra permanente, cosa vedete? Tiziano Vecellio. Se andate nella sala a destra, cosa vedete? Canaletto. Se andate nella sala a sinistra, cosa vedete? Paolo Veronese. Oggi. E nella didascalia non c'è scritto Italian Painters, c'è scritto Venetian Painters. Hai ragione, perché comunque il Veneto aveva bisogno più che di essere amministrato nei prossimi anni di essere governato, cosa
passati per mancanza di visione della politica italiana e regionale degli ultimi 20 anni. Io mi toglierò l'associazione il 24 e il 28 di fare la foto in diretta anche a Morenti e Tosi, in diretta pubblicare dalle mie pagine e nel mio piccolo sondaggio vedere se avrò più o meno condivisione e commenti. Grazie.